Allora, iniziamo questa nostra esplorazione dedicata al Monte Quar. Siamo nelle Prealpi gemonesi. Abbiamo sotto mano delle note personali, il racconto di un'escursione vissuta proprio lì. L'idea è provare a cogliere l'essenza del luogo, ma anche, sai, dell'esperienza di camminarci. Sì, esatto. Ci addentreremo un po' nei dettagli di questo percorso specifico, analizzando sia, le cose pratiche dell'escursione, sia le sensazioni, gli incontri, quello che le fonti descrivono. Bene. Il punto di partenza menzionato è quel di Forcia. Siamo a 884 metri. Chi ha schietto le note ci è arrivato in auto da Vasinis molto presto la mattina. Per evitare il caldo, certo, ma anche una stradina che viene definita un po' stretta. Si parla del sentiero CAI 816. Ah, uno dei percorsi del club alpino, sì. Esatto, come opzione iniziale ripida. Ma poi la scelta è caduta su una strada forestale, descritta come più comoda e anche ombreggiata, nel bosco di Faggi. Sembra una scelta orientata al comfort, no? Beh, è interessante questa scelta. Vediamo i dati tecnici. Si parla di 840 metri di dislivello positivo, circa 12 km in tutto, e il tempo, quasi 4 ore di cammino, definito tranquillo. Però attenzione, la classificazione è EE, escursionisti esperti. Ecco, questo un po' stona con la forestale comoda, forse. Eh sì, potrebbe confondere. Le fonti suggeriscono che probabilmente la valutazione EE si riferisca più all'alternativa, quella più ripida sul sentiero 816, o magari a dei tratti esposti che vengono menzionati altrove, non tanto al percorso più agevole che poi è stato effettivamente seguito. Insomma, va contestualizzato. Capisco, giusto. Un dettaglio importante da chiarire. Poi, il cammino porta alla Malga Quar, a 1220 metri. La classica malga alpina, no? Per l'alpeggio, a volte con ristoro. In questo caso specifico era un giorno infrasettimanale, inizio luglio, quindi era chiusa. Ma c'è stato un incontro che sembra significativo con il gestore. Sì, ho letto. Era lì che si occupava delle mucche, dei cavalli. Proprio così. Si parla di una bella chiacchierata in friulano e c'era anche un cucciolo di pitbull molto simpatico a quanto pare. Sembra un momento quasi sospeso, fuori dal tempo. Bello. E dalla Malga l'ambiente cambia ancora, per salire in vetta, a 1478 metri. Le note descrivono il sentiero, prima in mezzo all'erba alta, poi su una cresta ben tracciata. E l'ultimo tratto dice rassassi ma all'ombra, comunque sempre evidente. E in cima, i classici elementi. La campanella da suonare. Ah, quella non manca mai. Esatto. E una statua della Madonnina. Il panorama, descritto come mozzafiato. Sai, quel tipo di vista che ti ripaga di tutta la fatica fatta. Ecco, qui però arriva, la sorpresa, o comunque un dettaglio forte. La cima, in quel periodo, inizio luglio, era un vero mare d'erba alta e soprattutto... Gli insetti. Esattamente, un brulicare incredibile di insetti, api, mosche. Le note parlano di un concerto mistico per via del ronzio continuo, ma anche dell'impossibilità pratica di fermarsi lì a mangiare qualcosa. Insomma, una vera ritirata strategica dopo le foto di rito. Eppure, attenzione, lungo il sentiero viene notata anche la bellezza particolare dell'achillea del Monte Quar, un fiore violetto locale. C'è un bel contrasto qui, no? È un contrasto potente, vero? Da una parte la magnificenza visiva, il panorama stupendo, e dall'altra questa esperienza sensoriale quasi opprimente con tutti quegli insetti. È un classico aspetto un po' agrodolce di certe giornate estive in montagna, credo. Questo ci fa riflettere su come la natura possa essere sublime e allo stesso tempo respingente a momenti. Sì, decisamente. E il ritorno. Le fonti ci dicono che è avvenuto sulla stessa forestale dell'andata, con una pausa però apprezzata presso un tavolo da picnic che era stato notato salendo, proprio per assaporare con calma i profumi del bosco, rallentare un po'. Viene sottolineato questo valore del rallentare. Tirando un po' le somme, allora, il Monte Quar, visto attraverso queste note, emerge come una meta con tante sfaccettature. Alterna sentieri comodi a opzioni più, sfidanti. Offre la frescura dei boschi, panorami che si aprono vasti, incontri con la vita d'alpeggio e poi questa natura a tratti quasi aggressiva come in vetta con gli insetti, ma anche delicata, come nel fiore dell'Achillea. Esatto. E per chi ci ascolta, penso che questa analisi offra uno spaccato molto reale
reale di cosa significhi un'escursione nelle prealpi friulane. Non solo i numeri, i dislivelli, i percorsi, ma proprio le sensazioni, gli imprevisti come gli insetti, gli incontri umani. È l'esperienza completa, quella che va oltre la mappa e ci ricorda che la montagna è un ambiente vivo, dinamico e non sempre così prevedibile. E proprio su questo punto mi viene un pensiero finale, stimolato da queste fonti. Se a inizio luglio la cima è così viva, tanto da rendere difficile fermarsi, viene da chiedersi come potrebbe cambiare l'esperienza del Monte Cuor magari in autunno o forse in tarda primavera.